Quasi 9.800 persone sono state sottoposte alle analisi previste dal piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione di una vasta area del Veneto centrale esposta al pericolo di avvelenamento da PFAS o PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche di cui è stata rilevata una preoccupante concentrazione nelle acque di falda del territorio interessato. Anche se si tratta soltanto di una parte delle 84.850 persone interessate dalla complessa attività di valutazione dello stato di salute dei cittadini residenti nei 21 comuni delle province di Vicenza, Verona e Padova, compresi nell'area su cui si concentra l'attenzione dell'autorità sanitaria regionale. Il programma è stato finora esteso al 30% della popolazione complessiva, con un indice di risposta positiva che arriva circa al 50%, dato significativo dal momento che l'adesione risulta volontaria. Interessate le persone nate nell'arco di tempo compreso tra il 1978 e il 2002. 12 le sostanze dei PFAS esaminate, 4 delle quali oltre la soglia di rilevabilità in almeno la metà dei casi finora considerati. Si tratta dei PFNA, dei PFOS, dei PFHXS e dei PFOA. Quest'ultimo, in particolare, risulta quello con le concentrazioni più elevate in nanogrammi per millilitro, con valori che risultano addirittura pari al doppio, cioè 68, negli uomini rispetto alle donne, dove ci si ferma a 38. Questi dati sono presenti nel quinto rapporto a cura della Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, aggiornato al 18 marzo.